C'è molta commozione in tutta l'impresa, in tutti i dipendenti siamo sgomenti. Barbara è una ragazza dalla grande energia e dalla grande voglia di fare. Ha dato forza a tutti noi e coraggio a tutti noi anche nei momenti più difficili. È una grande perdita. Una rosa bianca ricorda all'ingresso dell'azienda che gestiva con le sorelle, il fratello e tutto un grande gruppo Barbara Carron, l'imprenditrice di San Zenone degli Ezzelini che si è spenta all'età di 51 anni. Un grande vuoto, un grande dolore per chi con lei condivideva le giornate di lavoro. Credo che abbia veicolato tutta una serie di energie, di persone, attraverso i social media, attraverso la stampa che nessuno si aspettava. Solo l'anno scorso si era festeggiato il 60° della nascita dell'azienda e i dipendenti avevano donato alla famiglia Carron una scultura che oggi più che mai assume un significato profondo. Partendo da una base metallica dove i fondatori sono iscritti nel metallo e per creare questo vortice con i nomi dei 5 figli che si stagliano e si rivolgono verso il cielo. Questo deve dare continuità, forza, energia. Barbara è qua comunque. E Barbara è qua e resterà sempre con noi. L'ultimo saluto a Barbara Carron sabato mattina alle 10:30 nella chiesa parrocchiale di Carainati.